Buongiorno e ben ritrovati in diretta su shritalia.com, il canale di informazione che abbiamo riattivato dallo scorso ottobre. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12:15, un quarto d'ora sempre in diretta di aggiornamenti, approfondimenti e curiosità su tutto ciò che riguarda il mondo del lavoro. La puntata sarà come sempre strutturata in tre parti. Una prima parte dedicata agli aggiornamenti dell'ultima ora su tutta la normativa in materia di lavoro, una seconda parte dedicata alle domande e risposte del nostro portale espertolavoro.com e una terza parte con i consigli di lettura del nostro magazine laborability.com. Cominciamo con la prima parte, con le notizie dell'ultima ora. Spostamenti a Natale, si studiano misure meno rigide. Le conferme arrivano ieri dai rappresentanti della maggioranza di governo, i quali tutti hanno confermato che si sta studiando delle misure meno rigide sugli spostamenti oltre comune per le giornate del 25 e 26 dicembre e del 1 gennaio. Non c'è ancora l'ufficialità, ma è molto probabile che vengano adottate delle misure meno rigide relativamente ai divieti di spostamenti. Oggi è attesa l'ufficialità del passaggio del Piemonte, della Lombardia e della Toscana in zona gialla. Ilva, c'è l'accordo, lo Stato torna imprenditore e questa è una notizia importante. Nella tarda serata di ieri è stato raggiunto l'accordo tra ArcelorMittal e il Ministero dell'Economia relativamente all'ingresso dello Stato nella compagine italiana di ArcelorMittal. Un primo ingresso al 50% con un finanziamento di 400 milioni di euro e un secondo intervento di ulteriori 600 milioni di euro che porteranno la partecipazione dello Stato sino al 60% dei diritti di voto della società. Alla fine del processo, questo è importante, sarà previsto il completo assorbimento dei 10.700 lavoratori. Nuova ordinanza Regione Veneto. È stata adottata ieri una nuova ordinanza da parte della Regione Veneto che sarà in vigore dalla mezzanotte di domani. Vediamo quali sono i principali interventi, partendo dal commercio. È stato ribadito l'ingresso per ciascun esercizio ad un unico membro per nucleo familiare. È poi previsto un limite massimo di compresenza all'interno di ciascun esercizio, che è di una persona per negozi con metratura inferiore ai 40 metri quadri, mentre per negozi con una metratura superiore il numero massimo è di un cliente per 20 metri quadrati. Rimane fermo l'obbligo di indicare il numero massimo di presenze all'interno del negozio. Ritorna poi quelle indicazioni rivolte alle strutture medio-grandi con riferimento alla preferenza di ingresso per i soggetti over 65 anni. Cambia però l'orario di preferenza, oggi è dalle ore 10 alle ore 12. Importanti misure anche per quanto riguarda i bar e i ristoranti. In questo caso c'è una novità, perché anche dalle ore 11 alle ore 15 la somministrazione di bevande e alimenti va eseguita preferibilmente occupando i posti a sedere. Ovviamente rimane fermo l'obbligo di 4 persone massimo per ciascun tavolo. Dalle ore 15 invece, come prevede la normativa nazionale, si deve consumare esclusivamente al tavolo. Vi è poi una misura nuova, ossia l'obbligo di utilizzo della mascherina sia in piedi sia seduti anche durante la conversazione. Cosa significa? Che anche se si sta consumando, la mascherina va comunque indossata e va tolta esclusivamente quando si mangia e si beve e poi va riutilizzata. Contributo a fondi perduti. Versati 9 miliardi di euro. L'Agenzia delle Entrate ha comunicato i numeri degli interventi, comunicando che sono stati erogati tutti i contributi a fondo perduto erogati in forma automatica e previsti dai 4 decreto ristori per un importo complessivo che supera i 2,3 miliardi di euro. Dall'inizio sono invece stati erogati 9 miliardi di euro a titolo di ristori per una platea di beneficiari pari a 2,4 milioni di partite IVA. App Immuni anche al lavoro e in deroga ai regolamenti aziendali.
È stato previsto in sede di conversione del decreto legge 125 del 2020 che sia consentito ai lavoratori del settore pubblico e privato l'utilizzo dei propri dispositivi telefonici o telematici anche durante l'orario di lavoro e anche in deroga a quelle che possono essere singole previsioni dei regolamenti aziendali, di utilizzare ovviamente in via temporanea il proprio telefonino per usare l'app Immuni. Tradotto, il lavoratore potrà utilizzare il proprio telefono per consultare e gestire l'app Immuni anche se c'è un divieto previsto dal regolamento aziendale. Fondo Nuove Competenze, accordo tra sindacati e Federalberghi. Fondo Nuove Competenze è una previsione introdotta dal decreto rilancio che permette alle aziende che non possono o non vogliono ricorrere agli ammortizzatori sociali di ridurre l'orario di lavoro dei dipendenti, i quali per la parte di orario ridotto investono del tempo in formazione. La parte di orario ridotto viene comunque retribuita a favore dei lavoratori e i costi sono sostenuti dal Fondo Nuove Competenze. Per accedere a questo fondo è prevista la stipula di accordi territoriali e aziendali con le sigle maggiormente rappresentative. Si stanno muovendo, è questo il caso di Federalberghi e delle 3 sigle maggiormente rappresentative che sono intervenute in un settore, quello del turismo, che è senza dubbio quello più colpito dalla pandemia, e hanno stipulato il 4 dicembre un modello di accordo territoriale ed aziendale per poter permettere all'azienda di accedere al fondo competenze. Lo trovate tranquillamente in rete, se non lo trovate potete chiedere. Cosa è indicato? Deve essere previsto sia le finalità del progetto formativo, sia il numero di lavoratori e il numero interessato dalla formazione. Garante della privacy, pubblicate le FAQ sulla videosorveglianza. Sono state pubblicate in questi giorni sul sito del Garante della privacy le FAQ relative all'utilizzo e installazione della videosorveglianza. Quali autorizzazioni richiedere, cosa si può fare, cosa non si può fare. Trovate delle risposte precise sul sito del Garante della privacy. Lavorazione premi INAIL, i chiarimenti della Corte di Cassazione. La Cassazione ribadisce alcuni concetti fondamentali nel caso di società che effettuino più lavorazioni. Il caso ha riguardato una società che produce pneumatici e che aveva anche un laboratorio di sviluppo e ricerca. La Cassazione ha chiarito che qualora l'impresa tratti più lavorazioni, va accertato quale tra queste assuma la connotazione di lavorazione principale e se gli ulteriori attività siano in correlazione non solo tecnica ma anche funzionale con l'attività principale e quindi vengano assoggettate ad un'unica tariffa. Vi segnaliamo poi un'altra pronuncia molto importante in tema di distacco, una pronuncia della Corte di Giustizia. Sappiamo che per il lavoratore distaccato, ai sensi della normativa comunitaria, si intende il lavoratore che per un periodo limitato di tempo svolge il proprio lavoro nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel territorio in cui lavora abitualmente. La Corte di Giustizia ha affermato che la normativa comunitaria si applica anche al settore dell'autotrasporto in caso di trasporti transnazionali. Questo perché la normativa è generale e non vi è alcuna eccezione per quanto riguarda questo specifico settore. Tuttavia, essendo un'attività particolare, perché appunto si tratta di attività mobili, è necessario che siano presenti determinati indici. Quali sono dunque questi elementi? La Corte ha chiarito che il semplice passaggio da uno stato all'altro per eseguire il trasporto non è sufficiente per individuare la figura del distacco, ma ogni caso va analizzato e specificato. Si pronuncia in termini generali facendo riferimento però a alcuni criteri, come l'ubicazione del destinatario dei servizi di cui si tratta, il luogo in cui le operazioni di trasporto sono organizzati e ordinati, quindi dove partono gli incarichi di trasporto, e il luogo in cui essi fanno ritorno dopo aver svolto il proprio lavoro.
De Longhi, 11 milioni di bonus natalizio per 10.000 dipendenti. È venerdì e vogliamo sempre lasciarci con delle notizie di ottimismo. È il caso di De Longhi che ha previsto di stanziare 11 milioni di euro quale premio natalizio a favore dei propri 10.700 lavoratori. Il gruppo chiuderà l'anno con un aumento di ricavi pari al 10% e ha inteso premiare i propri dipendenti. Le parole dell'amministratore delegato: ottimi risultati sono merito dei dipendenti che nonostante questo periodo difficile hanno lavorato con impegno e dedizione. Vediamo il webinar della prossima settimana. L'appuntamento è il 17 dicembre con Gianluca Spolverato che presenterà tutte le novità per la formazione per il prossimo anno. Passiamo ora alla seconda parte, domande e risposte. La prima domanda: un lavoratore dipendente di un'azienda italiana con cittadinanza spagnola torna in Spagna dai propri familiari dal 21 dicembre e ritorna in Italia il 4 gennaio. Cosa deve fare? Vediamo la risposta. Innanzitutto la normativa si applica indipendentemente dalla cittadinanza del lavoratore, il quale, ritornato in Italia, dovrà sottoporsi ad isolamento fiduciario di 14 giorni. Questo perché lo spostamento in Spagna non è motivato da ragioni di necessità, che sono salute, lavoro e studio. Vediamo la seconda domanda. Un lavoratore si trasferisce nella seconda casa in un'altra regione il 20 dicembre. Potrà tornare a lavoro nella regione di provenienza il 28 dicembre e ritornare nella seconda casa per Capodanno? Vediamo la risposta. È un caso molto frequente questo in realtà. La risposta è che sì, può tornare a lavorare perché lo spostamento tra regioni è sempre ammesso per motivi di lavoro. Tuttavia non potrà ritornare nella seconda casa perché è oltre regione e non è tra le deroghe che sono previste dall'attuale normativa. Vediamo la terza domanda. I lavoratori in isolamento fiduciario obbligatorio per la normativa in materia di ingresso in Italia può lavorare in smart working? La risposta è la seguente. Sì, può lavorare in smart working ammesso che l'attività sia realizzabile da remoto. E questo è un caso, anche questo è molto frequente, del lavoratore che deve osservare appunto l'isolamento fiduciario perché magari è tornato dalle vacanze all'estero e che se può, con l'accordo del lavoratore, può appunto svolgere le proprie mansioni da remoto. Per qualsiasi altra domanda o curiosità vi aspettiamo sul nostro portale espertolavoro.com e troverete tutte le vostre risposte. Passiamo ora alla terza parte. Vi segnaliamo quest'oggi il contributo del nostro magazine laborability.com relativo al riconoscimento che è stato dato a Moncler che per la seconda volta consecutiva ottiene il primo posto con riferimento all'indice Sustainability Dow Jones per il proprio settore di riferimento. È molto interessante vedere quali sono stati i criteri e gli indici adottati per consegnare questo importante riconoscimento e quali sono i progetti per il futuro di questa società. Questo articolo e molti altri li potete trovare sul nostro magazine Laborability che viene arricchito ogni giorno. La puntata termina qui, vi ringraziamo per la vostra attenzione, l'appuntamento è lunedì prossimo, sempre in diretta con Gianluca Spolverato.